Cioè, come non commuoversi, Desiree, quando c'hai davanti a te, davanti alla nostra cucina, nei nostri studi, 1400 persone? No, il pubblico da casa, no, vuoi dire, qua, forse. il pubblico da casa sono 20.000, qua ce n'è 1400. Dai, senti l'applauso, senti l'applauso. Lo senti? Lo senti? È vero, ma non ce n'è poi. Ah, cari miei, quanto vi voglio bene, ve la canto sì. pure. Io vi amo e gridarlo vorrei, ma la voce dell'anima... Ah, ti piace? Devo salutare la nostra Vabbè, camera, ragazzi, che ci inquadra in due, poi saluto lei che ci fa il totale, sì, e perché no, i primi piani, esatto, lei dell'artrosi cervicale, certo, e poi vabbè, Anita! possiamo iniziare? E chi ci fa uscire dai sbagliati panni? Lo zio Gianni, eccoci bello. qua. Allora, cominciamo. Oggi iniziamo. Iniziamo, lo dico io, sono io quello che fa la trasmissione. Ma sei tu? Allora io, scusa, che ci sto a fare? Siamo in due, prepariamo. No. Allora, oggi facciamo una ricetta che sa un po' di agrodolce, oserei dire sweet and sour. Ti piace? Quindi dolce È aspro. È aspro? Lo sapevi in inglese? Certo, logico. Sweet and sour. Tu sai l'inglese, vero? Certo. Da quanto tempo lei sa l'inglese? Vabbè. E allora, oggi faremo un primo Sì? a base di limone. Cioè Bene, dei bello. petti di pollo al limone. Bello. Ti piace? Sì. E poi lo accompagneremo con un dolce Sì? che è il lemon curd. Quindi tutto limone Sì, oggi. il tutto limone che è una specie di budino di limone, e sopra gli metteremo la nostra meringa italiana. Tutti Bello, sapete bello, bello. cos'è la meringa italiana, tu lo sai? Certo, Cos'è? certo. E cos'è la meringa italiana? La meringa italiana, vabbè, ma quindi, allora, iniziamo dagli No, ingredienti. ti ho fatto una domanda. Cos'è la meringa italiana? Punto interrogativo. Va bene, ma dico, andiamo avanti, che cosa No, stiamo Desiree, preparando? se io ti faccio una domanda col punto interrogativo, tu mi devi rispondere col punto rispostitivo, se no non ce ne andiamo più. La meringa Ti ho italiana, fatto una vabbè, domanda. la meringa Qual è? italiana. La meringa italiana? E la meringa italiana, cosa vuoi sapere? Dai, andiamo avanti. Cos'è la meringa italiana? La meringa italiana. La cosa con... Meringa italiana perché è italiana. Ma c'è, allora, scusa, che cosa... Ma E che si differenzia dalla meringa francese? puoi andare avanti, per No, favore, dimmi dai. meringa italiana e meringa francese, ora se no non ce ne andiamo. Ma dai, ma scusami, ma te lo dico, certo che te lo Dimmi. dico. Ma ieri che cosa abbiamo preparato? No, ora Non me sto lo devi dire, ricordando, che basta cosa abbiamo così. preparato Basta così. ieri? La meringa italiana, me la dici? La meringa italiana si chiama meringa italiana proprio perché è italiana. E quella francese? La meringa francese intanto non si può chiamare meringa francese perché la parola meringa italiana significa che è italiana. La meringa francese è meringue de français e quindi la è francese. È la differenza. Mi sto sentendo male. Ma no, scusami, ma lo vuoi spiegato? Che ti devo dire? È chiaro che c'è una differenza anche proprio nel nome. Ora te lo Meringa faccio italiana. vedere com'è quella italiana e quella francese. Ma perché tu la fai italiana e francese? Cioè, les autres les font tipo non c'ho tua. Vabbè, basta che cambi il nome, è Vabbè. meringa francese. E Allora, iniziamo proprio a fare il dolce. Per dai. fare il nostro dolce dobbiamo prendere un tegamen, Sì, che può essere anche questo, va bene. così. E lo accendiamo. Fuoco basso, così, vedi? Sì, Fuoco basso. Fuoco basso. E andiamo a mettere il limone. mamma mia, il limone. Mi dai un cucchiaio? Questo è semplicemente succo di limone, così? Assolutamente, questo è il succo di circa 3 limoni. E noi andiamo a mettere Metti così. tutto? No, un po' di meno. Questo di qua, così. Poi lo mettiamo sul fuoco e lui sta bolle. Sì. Va bene? Dai. A questo punto andiamo a fare la meringa italiana. E francese quando la facciamo? Dopo. Dopo. Intanto facciamo il nostro dolce che è così. Ok. E c'è Allora, il succo di limone. Succo di limone. Poi prendiamo una bolla. Questi sono gli ingredienti che ci servono e sono. Zucchero, uova e questo cos'è? Amido? Sì, Ok. 3 uova 3 uova intere. e le rompiamo così. Una. Se lo vuoi rompere tu, dovesse apparire male fare qualche cosa. Ti dico, ti sembra magari sì. Attenta che gli fai male. Che Poi, classe. questo è l'amido di mais, le quantità le andrete a vedere in didascalia alla fine dello spettacolo, vi collegate sulle nostre pagine del web. Lo zucchero, Sì o no? dammi la frusta,
dammi la Non lo devo frusta. fare io, scusa. Dammi la frusta. Questa vuoi? Questa? Grazie. E andiamo a fare questo. In pratica cosa stiamo facendo, Desiree? Stiamo sbattendo le uova. Eh sì, e stiamo facendo una specie di Meringa crema italiana. pasticcera, capito? All'italiana. No, questo è il lemon curd, quello inglese proprio, tipicamente inglese, questo dolce. Ma noi spaziamo di qua, di là, non ce ne frega. Internazionali, ragazzi. Così. E domani faremo una ricetta del Venezuela. Esatto, proprio Venezuela il suo nome. Potevi scegliere una regione, ma credo che per ora siamo tutti malacomanati. Dai, facciamo una ricetta. Guarda che abbiamo fatto. Nel frattempo, questo senti che è già caldo? Sì, Noi, vedi che esce un po' il fumo? Allora, quindi succo di limone. In una bulla abbiamo messo uova, zucchero e amido di mais. brava, E sbattete, stiamo facendo questa cremina. Stiamo che facendo il lemon curd. il lemon curd. Che vi voglio dire una cosa, il lemon curd, parliamoci carte. Non sono le carte. No. Il lemon curd, qual è? Possiamo chiamarla una crema pasticcera al limone. Una crema pasticcera al Proprio limone. una crema pasticcera al limone, guarda. Andiamo a fare questo. Così. E poi, guarda a me, mi guardi a me tu, a me mi. Ti sto guardando. Vedi, deve essere bello, deve cadere ancora, c'è un po' di resistenza da parte dell'albume. Abbassiamo questo fuoco un altro poco e alla via così. Dopo che abbiamo fatto questo procedimento, lo andiamo a mettere qui Là. nel limone caldo. Limone caldo. Così. Se mi dai una marisa. Grazie, vai veloce, dobbiamo andare veloce, amore. Più veloce che puoi. È più veloce, aspetta Che un attimo. lenta, più è veloce, lenta. ragazzi. Un minuto, più veloce. Oh, poi mi parli nelle mani, mi fai confondere. Vuol dire Quindi mi parli nelle mani. mi parli nelle mani. Che le tue mani parlano. E certo, mentre faccio le cose, parli delle mani e quando uno deve fare una cosa e parla di sopra. Mi fa nervosire. Quindi Non possiamo mollare un po'. non possiamo mollare. Perché deve addensarsi per come si No. addensa una crema. Se ti stanchi lo faccio io. Sì, lascia stare. Vuoi fare un recap di quello che siamo fatti? No. Uno chiede. Allora, ti ordino di fare un recap di quello che abbiamo fatto. Guarda, lo faccio solo per il nostro pubblico. Che metti che uno è accesa adesso e dice: ma che stanno facendo? Ruffiana. Allora, che stiamo facendo? Stiamo facendo il lemon curd. Esatto. Giusto, una crema al limone particolare che poi andremo a finire con meringa all'italiana o alla francese, ancora non l'ho capito. Ah, tanto lei lo sa. Non la fai tu la meringa? Sì, ma io la so fare anche spagnola, quindi insomma poi Com'è quella spagnola? quella spagnola è particolare. Com'è? Dimmi. Quella spagnola si chiama merengue. Merengue, si chiama merengue. Allora. Io non sono catanese, sono palermitano. Non so se è volgare, ma non te la prendere come diretta, no? Dai. Però la voglio dire una cosa che io ho sentito dire ai catanesi. Sì. Quando una cosa non gli conviene, dicono l'ana ammazzare. Proprio così, non lo so se è il caso. Sì, diciamo è un intercalare. Non lo so se è il caso Un che fa per intercalare. te. Allora, quindi cosa stiamo facendo? Abbiamo detto lemon curd, abbiamo preso il succo di limone, l'abbiamo messo a scaldare in un pentolino. Poi Sì. abbiamo fatto invece una bulla, abbiamo sbattuto 3 uova, zucchero e amido di mais. Le dosi chiaramente saranno poi alla Non fine. si dice così amido di mais. Amido di mais che si Si dice in questo modo. Amido di mais. Non si sa mai. Non si sa mai se noi l'abbiamo messo. Perché potete. Cosa si può Secondo mettere in te alternativa? il nostro pubblico quante volte vedendo la nostra trasmissione Ha dirà cambiato che canale? succhetini? Sempre. Però è bello. Ci vogliono Niente, bene per poi questo. se sai. volete le dosi, guardatevi tutta la puntata, naturalmente, poi alla fine le trovate. Oppure dove le giusto? possono Ci sono, trovare? no? E dove le possono Alla trovare? fine ci sono tutte le dosi, che ne so, 200 grammi E di dove le zucchero, possono 100 trovare pure? Le potete trovare anche sul nostro canale YouTube, sui nostri Sicilia social, Web, sui nostri sull'app. social.
Oppure mi telefonate ragazzi e mi dite Desire scusami ma quella lemon card con quanto c'era di amido di mais? Scusa, non E era tu gli dici scusi, ha sbagliato. e io ho tutto qua ragazzi, quindi chiaramente poi con una certa facilità vi do la ricetta. Certo, lei ha la facilità. Come sta andando? Benissimo, vedi che già sta cominciando ad addensare il lemon curd. Crema al limone ragazzi, se avete acidità, se avete A questo punto un togliamo problema la di crema. digestione. Guarda, togliamo la crema dal fuoco, spegniamo. Il limone purifica tutto, Guarda, ragazzi. mi dai questo cucchiaio, lo posso Mi ha usare sentito. benissimo, e prendo una nocella di burro che vado a mettere nella Bene. crema. E abbiamo messo un po' di burro. Abbiamo messo il burro, È francese questo burro? eh? È francese? Le beurre. Il buono. Le beurre. Ma questo burro l'abbiamo fatto noi o l'abbiamo comprato No, al questo l'ho supermercato? comprato, ma tu lo sai che lo sappiamo fare. Che povertà ragazzi, lo ha comprato. Ma lo Guarda, sai che mi lo deludi. sappiamo fare, vero? È certo che lo so. Mentre questo oggi ti faccio il burro. Dico va. Cioè, uno che fa le cose lo fa il burro un attimo, che ci E vuole? abbiamo fatto la lemon curd. Posso assaggiare? Se non ti brucia, assaggia. Che bello, che fa scherzi. Solo per voi. Buona. Molto buona. E allora, ora andiamo a precomporre il dolce. Ma pre. Guarda, ti piace questo? Bella. Perché questo dolce è dolce al cucchiaio. Che vuol dire dolce al cucchiaio? Un cucchiaio? No, che te ne devi mangiare un cucchiaio solo, te ne devi mangiare la punta del cucchiaio. Al cucchiaio significa che il dolce si consuma con il cucchiaio. Vabbè, dipende che cucchiaio, scusa. Ho capito. Cucchiaio normale, anche un cucchiaino se è il caso. Poi lo assaggerai. Vabbè, Quando la ora lo ciotola, se assaggi- me ne dai una ciotola No, devi solo assaggiare. al cucchiaio? Sì. Non lo Hai assaggio visto neanche, ragazzi. L'apporto del burro, oltre a dargli un certo gusto, guarda che cosa ha fatto. Lo ha, là? Lucidato. Lucidato. Vedi com'è lucido? Vedi? A questo punto mi dai una marisa, anche quella lì che abbiamo Questa? usato. Questa te la do io a te. E andiamo a precomporre questo meraviglioso dolce. Precomponiamo, ragazzi. Allora, nel frattempo mi sa che ci sono i consigli per i consigli. Noi precomponiamo. Aspetta, i consigli. Allora, Abbiamo fai. fatto la meringa italiana, abbiamo fatto la meringa francese, Bravo, e dai, perché no? dai. Consigli per i consigli. Ma scusa, stavi andando bene, ma non c'è. Hai detto perché no? A un certo punto ci andava la Ah, chiusura. vero, dovevo dire la meringa francese, ve la diamo per un mese. Ma che il prossimo rima è? mese Ma deve facciamo avere un merenda senso prima. la rima, scusa. Ma che Consigli per i consigli. Sei tu che non capisci le rime. Allora, Ora dobbiamo preparare. sì? Innanzitutto abbiamo detto bentornati ai nostri ascoltatori. Va bene, ma Grazie, insomma, come se grazie, fosse, grazie, dai. grazie. Aspetta, c'è la signora Franca, sta uscendo dalla Ma chi cucina. è la signora E la Franca? vedi? Ma Ciao, quella la Franca. cucina è questa, ma quale cucina? Ciao, Mamma, a lei. Ciao, Franca. È pazzo. Allora, facciamo la meringa Dai. all'italiana. All'italiana la facciamo, ragazzi, Per cui prendiamo perché siamo queste- italiani. Queste sono il rosso dell'uovo, come si chiama? Questo è il bianco dell'uomo, E come si chiama? Tuo? l'albume. Stavo dicendo tuo. L'albume. Ah, che si mette nell'albume? Si mette... Le figurune. Ma che battuta è, Le ragazzi? figurune. Nell'albume ci mette le figurine, nell'albume le figurume. Ciao, ragazzi. Desi, Mi Dai. chiamate quando è pronto? dai. Desi, ne hai dette tante tu, una che le dico io, dai. Parlo con la tua camera. Desi, per favore, vieni. Ho bisogno di te. Guarda, torno solo per il pubblico, solo per il pubblico. Abbiamo messo la meringa che poi andrete a vedere le dosi e la facciamo andare avanti piano, così, vedi, in questo modo. Lei va, Lei va? lei va. A questo punto noi dobbiamo fare il caramello. Dai, buono, Perché ragazzi, la ma come il differenza fra la caramello? meringa italiana e quella francese, Dai, che nella meringa veramente, fai il italiana c'è il caramello, caramello. sono scioccata, il caramello, E il buono. caramello è, le dosi diciamo un po', dopo, zucchero, Zucchero, acqua acqua e cominciamo a mescolare. e basta, solo questo? Basta, solo questo. Cominciamo a mescolare. Quando lo zucchero Sì,
si sarà sciolto, Sì? andremo a operare nel nostro bianco d'uovo per Sì? fare la meringa. Vuoi che mescolo? Sì, sì. Dai, fammi mescolare. Ti Mi piace la consistenza. faccio notare, Sì. noterai, che la meringa nostra italiana è molto più buona, anche perché l'uovo viene pastorizzato. Certo. I francesi invece mettono l'albume Non e hanno via pastori. fanno la meringa. Cioè, non me ne dovrei andare io stavolta. Non la fanno pastorizzata, non hanno i pastori. Vabbè, allora, che Aspetta, deve no, succedere deve qua? succedere che deve fondere tutto lo zucchero. Ma è sempre uguale in questo momento, eh? Sì, perché Che è? niente, Era spento? l'avevi spento. Ma non l'avevo fatto, non l'ho toccato io. Dai, è un'ora che mescolo. Era spento. E allora, vedi, mano a mano tu noterai che lo zucchero fonderà. Quella pentola che c'era rimasta la crema, dove chi se l'è È portata? uscita. Flavio se l'è Sì, è portata. uscita. Guarda, e qui stiamo facendo. Mi controlli se per caso sta montando un pochino? No. Non capisce niente. Ecco, vedete? Così è pronta. Visto che hai fatto quelle bollicine che ti dicevo. E cosa Ok. facciamo? Andiamo in macchina, aumentiamo e lo facciamo andare filo, così. Così. Vedi? Filo. Albume d'uovo e diciamo il caramello, lo zucchero Esatto. con l'acqua, no? Filo e aumentiamo. E aumentiamo. E ora deve stare, guarda, ti svelo un segreto, metti le mani qui, metti ed è caldo. Sì. Si deve raffreddare. Ah, sì, e quando- la meringa sarà pronta. Quando si raffredda è La meringa pronta? sarà pronta. In questo frammento noi che cosa facciamo? Ci prepariamo l'altra ricetta, dai. E facciamo petto di pollo, così. E portiamo la nostra macchina con la meringa di là, perché il rumore ci Si sta disturba. raffreddando tra però poco, eh. ce l'abbiamo quasi pronta. Portiamola di là. Portiamola di là. La porto io di là. Dai, Tanto noi la meringa ce l'abbiamo pronta. pronta. Perfetto, adesso Allora, prendiamo un coltello per la fat mans e prendiamo questo qua. lo Spero sfilettatore. che- Bravo. Eh? E facciamo, Ecco. guarda, ecco qua. Come vedi, Sì? molti il pollo lo tagliano fino che pare mortadella. A me non piace. A me piace così. E cosa vado a fare, la mia cara? Vado a mettere della farina così, Sì. così. E voilà. Prendo una padella e ti faccio. Prendo la padella e. Vabbè, dai. Il padre, sto facendo. A partire con la fiamma bassa, mettiamo stavolta, Mettiamo. ti dico una cosa, dell'olio, Dai. così, del burro insieme al. Ti starai chiedendo perché hai detto della e non del burro. Non me lo stavo No, chiedendo. chiedilo, però dimmelo, vabbè. chiedilo. Perché hai messo della? Perché hai sbagliato? Perché era una nocella di burro. Ah, nocella volevi dire, ok. Sì, Va vedi? bene. E facciamo fondere questo burro insieme all'olio, aumentiamo di poco, Così. e cominciamo a fare questo lavoro. Guarda, 1, 2, ben sragoleis, vedi? E mettiamo. E lo mettiamo là. Lo vedi che sto mettendo a freddo, Ho vero? visto. Lo sai perché sto mettendo a freddo? E perché ne so? A fine ricetta te ne accorgerai. Così. Ecco. Questa è la sorellina piccola. E voilà. E voilà. Così. E così. Questo lo Bene, possiamo quindi togliere. padella a freddo, olio, burro e pollo impanato E poi con la farina. Andiamo a salare se mi porgi. Faccio io. Va bene, fai te. Perfetto. E voilà. E voilà. Ensuite, pour savoir le chanson, Oui. prendiamo un limone. Fai lo zest? Prima faccio una cosa, guarda che faccio, prima dello zest. I limoni sono rigorosamente sporchi. Che dici? Lo facciamo un po' di zest? Dopo, ora no. Ora facciamo questo, guarda.
Mettiamo la buccia così là, Sì, al profumo di limone. brava. Andiamo così, vedi come stiamo andando. Sì. Tu volevi fare dello zest? Che dici? E fallo, dai, uno. Oh, di base la mamma. Dai. Da base Va la bene. mamma. Vabbè. Perfetto, proprio bravo, ora lo fa anche. Attenta, attenta. Vedi che manualità? Non ci jouer, non ci jouer. Non ci jouer, attenzione. Ce la posso fare, ragazzi. Prendo un piatto, prendo la pinza, prendo un piatto e lo gires. Così. Poi così. E poi così. A questo punto, che ti sembra cruda, ma noi lo togliamo. Lo togliamo così, a Così. metà cottura? Sì, sì, esattamente. E ci prepariamo di spegnere il fuoco. Qui, così. E questo ce lo mettiamo Da parte. da parte. Qua. Nel frattempo Sì? possiamo mettere questo meraviglioso zest macinato che hai messo tu così Vabbè, dai. e andiamo a mettere Limone? un po' di succo di limone. Però siccome non dobbiamo farci andare gli acini, Ecco. e va bene così. Questo ci abbasta e ci assoverchia. Mentre lui fa di stanza qui, Sì. cioè la stanza, noi andiamo a prendere la meringa, quella che era pronta. Che abbiamo fatto. Sì. che è? Che abbiamo fatto stamattina. Tanto lo sanno tutti, è vero? Sono venuta prestissimo qui insieme a Flavio che mi ha dato una mano e abbiamo fatto questa bellissima Guarda come è diventata meringa. la meringa. Sono convinto che ora l'assaggio, e lo sapevo. Andiamo a mettere la meringa nel sacco a poche. Me la metti qui per favore? Altro cucchiaio, aspetta. Adagio, adagio. Vai. Di Ma meno, così non deve ti stare. entra così? Sì, non ti preoccupare. Vai, 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 un altro cucchiaio. Ancora? Sì. Va bene così. Io dico, se vuoi assaggialo un poco. E guarda che cosa facciamo. Guarda, no, dammi. Mamma mia, ragazzi, ma che cos'è? Ma che bontà. Ok. E ti stupirò con effetti speciali ora. Questo lo prepariamo ora per l'impiattamento dopo. Daisy, me la assaggi la meringa come è venuta? Buona. Buona. Riaccendiamo la padella che avevamo messo in sospensione. Sì. La riaccendiamo. Prendiamo del buon brodo vegetale che noi in cucina lo manteniamo sempre pronto. Un mestolo, veloce. Veloce, un mestolo, veloce, Oddio. veloce. Mestolino, grazie. E andiamo prima, andiamo a tirare. questo è il brodo al limone? fondo. No. E perché è Questo è il giallo? brodo vegetale. Perché è tutto giallo oggi, Perché i ragazzi. vegetali sono gialli. Sono delle ricette. Ora guarda che facciamo. Prendiamo il pollo. E l'armocromia. Prendiamo il pollo così, così. Ora Ora? c'è una cosa, non ricordo se il brodo è salato. L'ho salato, me lo sono ricordato. Vabbè, si è capito, c'è Flavio, il mio collaboratore, che io ho detto, non ricordo se è salato, lui mi ha detto, Certo, perché siamo io e Flavio la mente di questo programma, ragazzi. La mente, ma in dove la realtà mente? siamo Dove io la e mente? Flavio. Ma dove la mente? Che non la mente a nessun posto. Mi dai un po' di timo? Farò un'intervista a Flavio in questi giorni. Mi dai un po' ragazzi. di timo? Lo farò parlare. Che Dammi vuoi? un po' di timo. Come si può scambiare il timo con il
un po', come esagerato, ma che esagerato. Le parfum de Tim. E voilà. E voilà. Allora, dobbiamo fare coquere questo. E allora, noi finiamo di coquere questo. Sì. Ci facciamo una bella pulita e presentiamo i E due torniamo piatti. tra poco. Stiamo arrivando. Allora, questa è la nostra pietance, questo pollo al limone. 1, 2, 3. Petto di pollo, limone, un po' di burro. Hai fatto una ricetta, diciamo, diversa con pochi ingredienti, no? Basta poco per far capire. timo ci vuole per forza, Il timo sì, ci vuole. Il timo è la. Il timo è Che c'è? Che c'è? la morte sua. Il timo. Mi dai il cucchiaio grande, sbrigati, Minuto, sbrigati. ragazzi, Sbrigati che la stiamo perdendo. guarda, La ma che stiamo perdendo, ragazzi? Chiamate un dottore, che stiamo perdendo. Mamma che crema. Ma mettilo quello, non lo metti quello piccolino? No? Quello me lo mangio dopo io. No, strano, come mai? Oggi tutto a base di limone. Siamo pronti per l'assaggio, ragazzi. E qui Petto abbiamo di pollo il primo piatto. al limone, in crema di limone Togliamo questo. e crema di limone in meringa italiano o No, francese? è un L'abbiamo lemon fatto, curd con meringa all'italiana. meringa all'italiana. Ma ti devo ancora stupire. Dai, sono pronta. No. Pronto, ragazzi, un colpo di saldatura ed è pronto. Fammi fare a me un po'. No, si Dai, brucia. un pezzettino. No. Siamo arrivati. Sei contenta di questa puntatina? Sì. Partiamo dal salato, ragazzi. Ecco qua. Un po'. Mettici anche la buccia, sai? E mi dici come ti pare. Avrebbe un po' di vino all'assaggio. Certo, no, non lo so, ti prendo, ti apparecchio la tavola, facciamo la Mamma mia, mise en ragazzi. place. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia! E sto senti una cosa. Almeno questo pezzettino che non c'è lì. Aspetta, mi vuoi ascoltare un attimo? Dimmi, C'è un'ansia per te. che è successo? C'ho l'ansia. Me lo fai assaggiare pure a me? L'ansia sono cose serie, le Me lo fai ansie. assaggiare pure a me? No. Buona, ragazzi. No. Ma poi il pollo assume una morbidezza. Ma la sua signorilità, avete sentito? Ha poi il Ma ho pollo. detto poi il pollo. Ha poi il pollo. Ha poi È uscito così. Te lo mangi un altro Allora, poco? ti dicevo, il pollo assume Un carattere. Ma un altro Capito? poco te lo mangi. una morbidezza pazzesca, ragazzi, un gusto, un A questo sapore. punto già la puntata dovrebbe essere finita. Se io non glielo levo qua. Aspetta, dolce al cucchiaio. Ragazzi, passiamo al cucchiaio. Sì. Desiree. Che c'è? Cioè, dolce al cucchiaio, Desiree. Ma scusa. Dicasi cucchiaio, guardate differenza. Ma anche ognuno col suo cucchiaio. Ma per Vabbè, favore. tanto questo me lo mangio tutto io, non mi interessa. Guarda, la crema è la cosa, la È meringa. lemon curd. Oggi lo faccio. Sì, arrivederci. Alla prossima. Alla prossima, arrivederci. Pollo al limone. 4 fettine di petto di pollo, farina per infarinare il pollo, mezzo limone spremuto, 50 g di burro, un bicchiere di brodo vegetale, timo, sale e pepe quanto basta. Dolce al limone al cucchiaio. Per la crema, 2 limoni per il succo, 3 uova, 25 g di maizena, 40 g di zucchero e burro. Per la meringa italiana, 120 g di albumi, 180 g di zucchero semolato, 50 g di acqua,